Nel palazzo noi purtroppo siamo con le mascherine. Persone anziani, bambini, purtroppo abbiamo persone ammalati, quindi non so, faccio l'ultimo appello di aiuto, non so più a chi mi devo rivolgere. Siamo Katia stanchi. Bellacico è una degli inquilini delle case popolari di Arca Ionica al quartiere Salinella. Abita in via Lago di Monticchio, qui il numero civico lo scrivono con la bomboletta accanto al portone. Il problema è che 3 anni fa, per un lavoro alla fognatura dell'edificio accanto, è stato aperto uno sportello di ispezione nel vano scale, mai richiuso, da cui passano topi, blatti e soprattutto un cattivo odore acre e persistente che risale anche dagli scarichi di sanitari e lavandini. La cisterna e la motopompa sono state spostate e le grate che le custodivano sono state adagiate sul pavimento. Sono venuti a spostarci la motopompa, hanno aperto questo sportello che è collegato all'altro portone a fianco dove ci stanno degli scarichi per quanto riguarda la colonna montante e quindi di là escono sia che i topi e dalla parte dell'altro lato perché hanno la fuoriuscita dall'altro palazzo a fianco. Desiree abita al primo piano e quest'estate un ratto trovato negli stipi della cucina le ha morso il piede. Non c'è un cartello che indichi chi sia l'ente responsabile del cantiere. I condomini parlano di acquedotto pugliese, ma in realtà non ci sono indicazioni in merito. Disponibili a vedercela noi, a chiudere lo sportellino, però maggior ragione chi si prende la responsabilità di tutti i crespi che stanno nel palazzo? Katia ci tiene a sottolineare che la sua è una delle palazzine meglio conservate perché lei e gli altri condomini provvedono da soli a espletare i lavori necessari al decoro dell'immobile. Non è l'unica palazzina in queste condizioni. In via Lago di Monticchio gli inquilini degli edifici di Arca Ionica sono abbandonati a loro stessi e si stanno abituando agli avvallamenti nei marciapiedi, l'umidità che proviene dalle cantine, al buio pesto di sera e perfino ai muri ingrossati e pieni di crepe. In un condominio periodicamente sono costretti a scrostare salamastra, o meglio il salnitro o il nitrato di potassio, dalle pareti della cantina così come dalla superficie dell'autoclave. Guarda come sono queste travico, guarda. Nella palazzina IB hanno una pompa sommersa nello scantinato per tirare via l'acqua che fuoriesce da sotto al pavimento e che va a finire nella fogna. Sul muro del pianerottolo al piano romano sono attaccate con lo scotch le ricevute delle bollette pagate con la condivisione del dovuto per famiglia, un atto che racconta la dignità nonostante il degrado.